Daniele Marcassa, a fine 2019 avevamo lanciato in piazza San Donà di Piave la nuova stagione della Zanzega, una stagione itinerante in giro per i più bei posti del Veneto, del Friuli e non solo. Poi è arrivato anche il lockdown, vi siete trovati a girare per le città, a riprendere le bellezze naturalistiche di questi fantastici territori senza nessuno. Intanto, com'è andata questa nuova stagione? Com'è stato registrare queste nuove puntate di questa nuova Zanzega in questo clima? Cristiano, grazie Cristiano per... Tra l'altro a novembre eravamo più vicini. Sì, potevamo stare molto più vicini. Ti ringrazio per questa opportunità perché Cristiano è giovane ma ha ormai accumulato un'esperienza lunghissima e devo dire che in questo canale informativo che quanti mesi è che esiste? 7 mesi. 7 mesi. Sta portando l'informazione di questi comuni del Veneto orientale ovunque e questa forse è un'informazione che ci mancava. Parlo del Basso Piave in quanto io abitante di San Donà di Piave. E abbiamo cominciato con te questa avventura e sono contento di chiuderla in qualche modo con te. Perché oggi sarà l'ultima puntata L'ultimissima della Zanzega, puntata. che fa un po' il resoconto. Facciamo un resoconto, qualche inedito di tutti i luoghi che abbiamo visitato in questi mesi, soprattutto veneti e friulani, con qualche estemporanea escursione fuori da queste regioni e devo dire che siamo contenti, abbiamo faticato molto dal punto di vista fisico, ma è stata un'esperienza arricchente in cui siamo riusciti a fotografare tutti questi luoghi incantevoli con i nostri occhi e cercando poi di trasmetterli a chi ci ha seguito in questi mesi, anche perché mai come in questo momento storico conoscere località magari a 120 km, 50 km, 10 km da casa propria può essere utile a favorire questo turismo lento, ma soprattutto di prossimità. Non occorre andare all'estero, possiamo stare tranquillamente qua. E nel periodo di lockdown, tra l'altro, poter vedere anche delle meraviglie che ci stanno attorno, comodamente seduti a casa, grazie alla tua trasmissione, Lele. Sì, devo dire che, tra virgolette, in tutto questo caos, in tutta questa confusione, la gente ha guardato un po' più la televisione. È un mezzo molto antico ormai, esiste il web, esistono tanti altri strumenti, però evidentemente in questo periodo di reclusione domestica molte persone hanno riutilizzato quell'antico telecomando e fatalità molti di questi il giovedì ci hanno incontrati su Antena 3. Cosa hanno potuto vedere in questo tour per il Veneto e Friuli, Lele? Bah, di tutto, nel senso le città d'arte di quest'area geografica unica al mondo, ma tanti piccoli paesi che offrono tantissime opportunità dal punto di vista storico, artistico e perché no, anche enogastronomico. Questa sera un bel resoconto di tutto questo tour, ma com'è stato girare in quel clima? Allora, devo dire che dal punto di vista tecnico, e questo lo sai meglio di me, trovare le piazze vuote è stato quasi utile, nel senso che abbiamo visto città molto importanti come Padova, Verona, Vicenza, un po' desolate diremo oggi. In realtà attraverso il drone, attraverso le gimbal, queste vie senza resse di persone ci mostravano tutta la loro magnificenza. Cosa vi è rimasto negli occhi, cosa vi è rimasto nel cuore di quei posti? Allora, c'è rimasto il fatto che a pochi chilometri da casa propria c'è la possibilità di scovare una chiesa del 1500 a Salgareda, c'è la possibilità di trovare le vestigia di un antico castello a Motta di Livenza, c'è la possibilità di camminare su un ghiacciaio dolomitico che dista a pochi chilometri da Venezia, c'è la possibilità di vedere la più grande fioritura di narcisi spontanea d'Europa nel borgo Valbelluna, che è l'unione di Lentiai, Mel e Trichiana. Insomma, c'è la possibilità di percorrere questi fiumi che scendono dalle vette trionfanti dolomitiche, come le chiamava Dino Buzzati, o Monti Pallidi, e attraverso quest'acqua attraversare le pianure di bonifica, prima ancora le colline, per arrivare poi nelle lagune più belle del nostro pianeta. Bellissime immagini, Lele. Per tutte queste immagini però che avete mostrato in televisione, dietro c'è anche un grande studio per ricercarle. Come ti sei documentato per scegliere cosa mostrare ai telespettatori? Allora, un po' sono andato a sensazione, cosa mi piacerebbe vedere stasera, e ho cercato di costruire così
il percorso della trasmissione, poi ovviamente coadiuvato da Pier Giorgio e da altre persone che ci hanno in qualche maniera sostenuto. Gli stessi comuni hanno iniziato un po' alla volta a chiamarci: perché non venite a vedere la chiesa di Cessalto, la villa con gli affreschi di Veronese, perché non venite in Alta Marca? E da là è nato un movimento anche non Quindi vi siete voluto. appoggiati anche gli stessi cittadini Assolutamente. che vi hanno suggerito cosa poter mostrare. A quelli che vengono definiti i genius loci, quindi che sanno tutto della propria comunità, anche della propria parrocchia, che magari è straordinaria. E allora tu pochi secondi fa ci hai detto: sono partito da cosa mi piacerebbe vedere, quindi a che ora si potrà vedere questa sera? Allora, questa sera alle 21:15 sui canali 13, 16 e 17 del televisore, oppure in diretta streaming su Antenna 3, scritto TRE, non numero ma in lettere.it. Peraltro ci sarà una replica anche sabato pomeriggio alle 6:15 su Telenord Est, canale 19, e lunedì sempre su Telenord Est alle ore 20. Ad ogni modo questa sera vi aspettiamo numerosi per chiudere questa piccola ma grande per noi avventura. Antenna 3, 21:15, antenna3.it con Zanzega. Allora, quest'oggi un po' più lontani, ma grazie Daniele Marcassa. Cristiano Pelizzaro, grande, adesso lo mangio! Ciao!